Non potremmo noi immaginare la costruzione di nuovi percorsi che non siano solo formativi, ma anche di cultura sociale. E per cultura sociale intendo tutto quanto ciò che forse fino adesso abbiamo sottovalutato, ma che diventa imprescindibile riconsiderare alla luce anche di recenti fenomeni. Alludo per esempio a quello che è accaduto a Paderno con questo ragazzino di 17 anni che nessuno poteva immaginare potesse fare quel che ha fatto. E questo, leggendo quel che dicono gli specialisti, è accaduto perché evidentemente non è stato sufficientemente compreso il disagio che viveva. La questione è rispetto a tutti i nostri figli, a tutti i nostri ragazzi che trascorrono gran parte del loro tempo sui social, sui telefoni, quindi in una condizione di quasi alienazione. Siamo certi che noi stiamo considerando quel che bisogna fare per garantire una loro crescita sicura. Quindi io credo che a questo punto le scuole e nello stesso tempo soprattutto chi coordina l'attività, come nel nostro caso il Comune, abbia il dovere di porsi questi interrogativi, perché i dirigenti scolastici, i nostri insegnanti sono straordinari e fanno tantissimo. Però mi rendo conto che le problematicità aumentano con l'andare degli anni e noi non possiamo permetterci di sottovalutare nulla, perché è chiaro che poi quando succede quel che noi non vorremmo mai accadesse, diventa quella una condizione irreversibile che non ci possiamo permettere. E quindi anche su questo io desidero approfondire con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, alcuni temi, proprio perché se fino adesso abbiamo prestato tantissima cura con l'assistenza all'accompagnamento nei confronti di soggetti meno fortunati, dovremmo cominciare a pensare se questi soggetti meno fortunati inglobino anche persone che apparentemente non patiscono alcuna condizione di disagio, ma che poi improvvisamente si può ritenere tale.